Una giornata di visita iniziata a metà mattina per tutti i migranti accolti nelle due strutture messe a disposizione nel Padovano. I medici e i volontari della Croce Rossa sono andati sia nella palestra di Feriole, dove è alloggiato l'ultimo gruppo di profughi arrivati lunedì sera dalla Sicilia, che alla scuola Falconetto nel quartiere Forcellini. Abbiamo indirizzato laddove abbiamo trovato in patologie importanti sia all'ospedale di Abano che all'ospedale di Sant'Antonio tre di questi migranti, mentre stiamo facendo uno screening anche sulle persone ospiti che non hanno patologie. Finora i ragazzi stanno bene, non hanno nessun tipo di patologie infettive e abbiamo trovato problemi riguardanti ferite, ulcere, percosse ed ustioni. Cicatrici e traumi del loro viaggio della speranza, i profughi arrivano tutti dalle zone dell'Africa subsahariana, poi sono partiti dalle coste della Libia e della Tunisia fino a raggiungere le spiagge della Sicilia. La Croce Rossa ha previsto controlli medici a giorni alternati e in caso anche un sostegno psicologico. Sicuramente escono da esperienze traumatizzanti e da percorsi molto faticosi. Abbiamo deciso questo screening proprio per focalizzare la nostra attenzione sugli aspetti fisici ma anche sulle ripercussioni psicologiche di questa esperienza. Quindi noi abbiamo anche un gruppo di psicologi che sono coinvolti proprio negli eventi relativi alle grandi emergenze che attiveremo nel caso trovassimo la necessità di appoggiare questi ragazzi. Le giornate dei migranti intanto trascorrono lente con qualche partita di calcio sotto il sole rovente e i panni stesi ad asciugare. Ora bisognerà anche strutturare l'accoglienza, altrimenti il rischio è che alcuni di loro si allontanino, come già accaduto alla Falconetto. Nel frattempo a Padova dovrebbero arrivare altri 19 profughi che verranno distribuiti nei CAS e nelle strutture appena allestite.